oltre 20 esperti del settore turistico riuniti insieme a Montegrotto Terme per affrontare un tema fondamentale per il territorio veneto, l'acqua in tutte le sue forme e funzionalità. L'evento Acqua, driver per il turismo sostenibile, organizzato da Venice Promex, ha accolto gli ospiti in una location unica, Y-40 The Deep Joy, la piscina termale più profonda al mondo. A confronto 3 settori turistici: outdoor, turismo termale e balneare. La giornata si è svolta in due momenti. Il primo, molto, come si dice, riservato. Erano 3 gruppi di lavoro che hanno affrontato le diverse tematiche dell'acqua ed erano gruppi di lavoro fatto da professionisti, da operatori del settore del turismo, e dall'impressione che abbiamo avuto anche proprio dai primi contatti veramente interessante, perché tutti parlavano la stessa lingua, quindi questo è importante. Non c'era bisogno, come si può dire, di far vedere niente, perché erano gruppi di lavoro al chiuso. Per arrivare poi alla fine di un talk show che vede alcune figure, diciamo, che per la loro funzione operano nel settore del turismo, che cercherà in maniera magari timida, se volete, ma però di delineare alcuni scenari, perché un punto essenziale di tutta questa partita è che noi dobbiamo avere la capacità di sognare, dobbiamo avere la capacità di vedere, diciamo, cosa succederà da qua a 10-20 anni. Se non abbiamo questa visione è difficile pianificare il domani, e d'altra parte non possiamo vivere oggi per domani. Il turismo termale ha una sua valenza, poi qui siamo sul polo europeo, un polo importantissimo. Credo che nessuno possa avere questa opportunità come l'abbiamo noi per lanciarlo, per sostenerlo e soprattutto per che tu ti rilassi, ti riposi, ma puoi anche curarti. Qui abbiamo anche delle eccellenze, i fanghi non tutti li hanno, abbiamo delle terme che si chiamano terme, però i fanghi li vengono a prendere a Padova, quindi ad Abano o a Montegrotto o a Battaglia Terme, ecco. E quindi credo che tutto questo sia motivo di impegno e di lavoro da parte degli operatori, ma da parte della Camera di Commercio e delle sue società in house, come lo è Venice Promex, Assocamere Estero, che è la rete delle Camere di Commercio italiane nel mondo. Si è parlato sia dell'utilizzo della risorsa termale in termini di sistema sanitario nazionale e quindi cure termali, fango termale, quali possono essere gli scenari futuri della declinazione in termini appunto di salute e benessere, ma anche dell'utilizzo della risorsa termale come energia geotermica per il benessere di tutti i cittadini e della popolazione di tutto il territorio. Il tema dell'acqua, l'acqua termale, e quindi il nostro, diciamo, bene unico ed identitario, no, del territorio, che ci contraddistingue da tante altre destinazioni turistiche, nonché da tante altre destinazioni termali, io dico che è un prodotto giovane. Perché? Perché abbiamo sempre parlato di cura e quindi abbiamo sempre parlato di recupero, no, per tutti quegli stati di infiammazione che possono essere artriti, periartrosi, eccetera, eccetera, ma abbiamo anche tutto quel filone da seguire. Qui ci impegneremo noi come centro studi che è nato 42 anni fa per la volontà dell'Associazione Albergatori, quindi con l'investimento importante da parte degli imprenditori di analizzare, studiare e dare una scientificità al prodotto che offriamo. Analizzate nel corso della giornata le maggiori criticità del settore, con l'obiettivo di cercare insieme delle soluzioni comuni. Non solo il cambiamento del tempo di soggiorno dei turisti, ma anche negli ultimi anni una maggiore competizione. Così, durante i tavoli di discussione, sono emerse opzioni per valorizzare il territorio. Noi stiamo lavorando come sistema camerale, ad esempio con gli ITS, per formare proprio nell'accoglienza. Abbiamo le Olimpiadi alle porte e quindi anche questo è un ulteriore strumento di promozione. Ho citato la professionalità, le competenze, ma non solo, e gli ambienti che siano adeguati, accoglienti. Quindi le strutture devono accogliere il cliente, che deve essere come a casa sua, sia per fare le ferie anche per lavorare, perché non dobbiamo dimenticarci che con il Covid l'esperienza del lavoro a casa può essere fatto anche in albergo, quindi tu puoi coniugare il lavoro assieme al riposo, a visitare i tuoi bei musei, la tua bella Padova, che nessuno ti può dare quest'altra offerta. Abbiamo esaminato le criticità che stanno coinvolgendo il turismo in generale, quindi la riduzione della durata dei soggiorni, la competizione, il panorama competitivo che è diventato molto più complicato, e la necessità da parte di tutti gli attori nel nostro territorio, sia sanitari sia turistici, e che concorrono al benessere del territorio, di muoversi in modo congiunto. Il turismo va gestito e quindi anche i turisti sono dei flussi che vanno assolutamente gestiti, e in questo non possiamo far finta e come dire, pensare che ci sia un'autogestione. Vanno programmati, con il Presidente del Parco stiamo già mettendo in atto delle strategie, pianificare delle soluzioni, perché ripeto, nulla va lasciato al caso.
Un turismo che è in continua crescita nel territorio, sia grazie all'accoglienza che le strutture offrono, sia per i benefici delle acque termali, fisici ma anche psicologici. Eppure le potenzialità delle terme nella Bassa Padovana non finiscono qui. Ma diciamo da dove siamo partiti? Noi siamo partiti circa 2 o 3 anni fa da Cisalon di Valmerino, dove abbiamo cominciato ad affrontare il tema del turismo da un punto di vista della sostenibilità. Il posto non poteva essere migliore per parlare dell'acqua quale drive per il turismo, di essere qui peraltro di fronte anche a un'eccellenza come l'Y40, e ci fa capire quanto importante sia l'acqua, ma vista diciamo a 360 gradi in tutte le sue applicazioni. Dove arriveremo? Dovremo arrivare attraverso la consapevolezza da parte degli operatori, siano essi gli amministratori, siano essi gli albergatori, ma anche coloro che lavorano nel settore dell'artigianato, del commercio, di capire quanto importante sia valorizzare queste situazioni dove l'acqua, per l'appunto quella termale, ha questo grande valore, ma c'è un altro aspetto che noi riteniamo che i gruppi di lavoro oggi hanno anche fatto capire quanto sia importante: il lavoro di squadra. Non si può fare del turismo una pianificazione del turismo e affrontarlo da un punto di vista della sostenibilità se non ci mettiamo in squadra. Il segmento italiano è in crescita, abbiamo visto anche un aumento delle ricette mediche, quindi dell'avvicinamento alla terapia classica, alla terapia termale, alla terapia inalatoria. C'è ancora tanta strada da fare, abbiamo secondo me un potenziale ancora inespresso, il territorio veramente è ampio, può offrire tantissimo e pensate, abbiamo 11.000 camere, abbiamo 20.000 posti letto nel territorio delle Terme Euganee, assolutamente c'è tanto potenziale. Non solo per riflettere, ma per costruire un futuro, sempre un futuro radiante, uso questo termine, per il Veneto, prima regione in Italia per turismo, con una potenzialità unica ed esclusiva, perché dalle ville venete alle colline del Prosecco, alle nostre lagune, al lago, alle bellezze architettoniche, nessuno ha questa potenzialità. Abbiamo la piscina più profonda al mondo e questo credo sia un vanto per noi. Noi dobbiamo costruire attorno a questi nostri imprenditori, a queste nostre bellezze, un percorso di inclusione, un percorso che veda il turismo sempre più qualificato e un'offerta in grado di accogliere un turismo che al giorno d'oggi il turismo è maturo, nel senso che il cliente vuole avere l'esperienzialità, conoscere il territorio. Nella tradizione dobbiamo ritrovare la nostra identità, in modo che il nostro prodotto sia distinto e distinguibile e non più un prodotto turistico generalizzato. Sul piano invece della comunicazione, dell'offerta di servizi, è necessario fare un passo in avanti in termini organizzativi, anche in termini di servizi che diamo agli ospiti. C'è un tema che riguarda la mobilità, il trasporto del turista, l'accessibilità del territorio e dei servizi che il territorio offre, la sostenibilità degli stessi e la capacità di accogliere anche persone con esigenze particolari. Non solo terme, durante l'evento di Venice Promex si è discusso del tema dell'acqua a 360 gradi. Analizzate quindi le altre aree turistiche del Veneto, tra queste anche il Lido di Venezia, sempre più green. Sicuramente un luogo storico perché ne sappiamo che era considerata l'isola d'oro del turismo internazionale, negli ultimi anni ha avuto bisogno di una soluzione di rebranding che abbiamo ottenuto tramite anche un bando regionale facendo di Visit Lido, il portale di destinazione con oltre 900 pagine in 5 lingue, dove si può scoprire un'isola di 12 km a 10 minuti da Piazza San Marco, non solo famosa per il Festival del Cinema ma sicuramente per storia, arte, spiagge, sport, 56 associazioni sportive credo che siano molto su un'isola così piccola e da qui poi soprattutto la novità degli ultimi 3 anni, un progetto Green Lido, progetto pilota del Ministero dell'Ambiente che ha voluto fare del Lido un'area verde della nostra città lagunare, quindi abbiamo gli autobus elettrici, abbiamo molte aziende che hanno aderito a una carta green e da qui in avanti nei prossimi 3 anni obiettivo del consorzio e quindi della sottoscritta rendere e implementare sempre più in maniera concreta questo progetto. Un'occasione anche per parlare di formazione, così da imparare a valorizzare e promuovere ancora di più il territorio veneto.
Ma i progetti che noi abbiamo in campo sono sempre quelli ovviamente di professionalità, competenze quotidiane negli incontri che abbiamo, però nei momenti importanti portare quali sono le opportunità che il Veneto turistico può dare. Lo abbiamo fatto a Dubai, lo faremo nei prossimi giorni a Chicago e questa è la strada da portare avanti con Venice Promise, con Ansocamere, con la Camera di Padova e tutto il sistema camerale italiano. Perché questo? Perché non dimentichiamo che in giro per il mondo ci sono 80 milioni di oriundi italiani. Pensate a voi che lobby possiamo avere, ma che potenzialità di turismo potremmo avere nel turismo di ritorno, come ad esempio lo si sta facendo adesso col progetto nazionale. Coinvolta anche l'Università di Padova con studi multidisciplinari sul turismo e sull'acqua, ma soprattutto sulla sostenibilità legate ad essi. L'Università di Padova si occupa di turismo da molti punti di vista e secondo diverse discipline, con dei percorsi di studio dedicati, ma anche in molti altri corsi di studio si affronta per altri aspetti il tema del turismo, che ha bisogno di molte discipline che si parlino tra di loro. È anche interessante andare a vedere se, concentrando l'attenzione sull'acqua, possiamo riflettere più in generale sulla sostenibilità del turismo, perché l'acqua comunque è presente in qualunque tipo di turismo, anche se non è elemento dell'offerta. E la qualità dell'acqua, la disponibilità di acqua, la gestione dell'acqua, ecco, sono tutti elementi che caratterizzano una sostenibilità del turismo, tenendo conto che il turista sempre di più si pone un problema di sostenibilità di quello che fa, e quindi appunto possono essere molti gli esempi di questo tipo. Tra tavoli di discussione e spettacoli subacquei, l'evento si è concluso con un convegno che ha messo intorno ad un unico tavolo gli addetti ai lavori dei 3 settori, organizzatori dell'evento e istituzioni. Messo a fuoco, l'obiettivo era centrare nell'immediato futuro, mantenere l'identità del territorio, esaltando l'elemento dell'acqua, fondamentale per garantire fascino e benessere a chi sceglie il Veneto come meta turistica.